Poi da Mario gli dici le parole sì, adesso me le ricordi. Romano. Questo luogo ha una grande storia, fu edificato in epoca augustea, nel I secolo a.C. ed è molto importante anche perché la leggenda narra che vi fu anche martirizzato il vescovo Sant'Erasmo nel 303 d.C. Questa sera noi ci incontriamo tutti insieme perché abbiamo il beneficio e l'onore di avere un grande maestro di musica che è Lello Traisci. Questa sera ci delizierà con racconti e canti della sua musica popolare, una musica popolare che però non è così, diciamo, scontata. Vi do due parole sul maestro Traisci. Lui è napoletano e viene da una formazione musicale. Pensate che all'età di 4 anni, poiché i suoi genitori erano dei musicisti, ebbe la fortuna di incontrare un gruppo musicale che è chiamato gli Intillimani. Molti di noi lo conoscono, sono straordinari, e lui a 4 anni ha avuto la fortuna di suonare con loro, perché vi ricordate che nel 1973 gli Intillimani vennero da Santiago del Cile. Loro erano un gruppo di musicisti ma erano studenti di ingegneria della facoltà di ingegneria di Santiago del Cile, e questi musicisti a un certo punto nel 73, venendo in Europa, ci fu il colpo di Stato, per cui non poterono più ritornare, e grazie all'onorevole Paglietta, quindi nel 1973, loro chiesero asilo politico in Italia e vennero proprio a Napoli, anche fecero un percorso, e un grandissimo chitarrista, amico del papà del maestro Lello Traisci, li ospitò, e li ospitarono anche la famiglia Traisci a casa loro. Quindi lui ha avuto una grossa possibilità di misurarsi con dei musicisti di grosso calibro, ma non solo. Lui ha continuato a studiare sino ad entrare al Regio Conservatorio di San Pietro a Maiella a Napoli, dove ha conseguito il diploma in chitarra classica. È stato allievo di grandissimi nomi della musica, e questa sera quindi lui ci proporrà una serie di canzoni, una serie di musiche che sono proprie della tradizione arcaica, quindi sono dei veri e propri canti devozionali, canti legati alla terra, canti legati alla fatica, canti legati proprio alla vita sia della terra di lavoro che alla vita proprio della campagna e del sud Italia. Quindi io però adesso, prima di lasciarvi ascoltare le musiche del maestro Traisci, vorrei invitare l'assessore Luigia Bonelli per un saluto da parte dell'amministrazione comunale. Un bel applauso. Vi ricordo anche che questo evento si inanella nel programma Estate Formiana 2025. Prego, assessore. Grazie. Buonasera a tutti e ben ritrovati. Un saluto anche da parte del sindaco e dell'amministrazione tutta. Come diceva prima Isabella, questo evento lo abbiamo inserito nel programma estivo. Quando ci siamo sentiti con Mario, eccetera, veramente ho condiviso questo progetto, perché effettivamente
Una serata come questa ci permetterà di ritrovare le nostre radici, la nostra identità, e la canzone praticamente popolare è una canzone che il canto popolare è quello che più ci identifica, e quindi è bene che ci si possa ritrovare per ascoltare questa musica. Io ho conosciuto il maestro Lello Traisci in più di un'occasione, ho letto anche i suoi libri e devo dire che veramente è una persona straordinaria, a parte come persona, diciamo, ma a parte dico come artista, ma anche come persona, è proprio una bella persona, e sono veramente onorata di questa conoscenza. Quindi non voglio sottrarre altro tempo al maestro e auguro a tutti voi un buon ascolto. Sicuramente sarà una bella serata ricca di emozioni. Vi descrivo la serata brevemente. C'è un primo momento, un primo tempo in cui il maestro Traisci ci farà ascoltare le canzoni della tradizione popolare. Sono ovviamente canzoni di vari autori, mentre nella seconda parte noi ascolteremo proprio delle musiche e dei canti che sono tipiche, proprio costruite, composte dal maestro Traisci. Voglio anche dire un'ultima cosa: il maestro Traisci è l'unico artista che si autoproduce, quindi i CD che lui realizza sono proprio donati al pubblico, quindi è un bellissimo atto di gentilezza e di condivisione. Quindi a questo punto lascio la parola al maestro e buon ascolto. Salve a tutti e grazie per la vostra speciale presenza. Non montavo senza la sella che non lo guardo di Ciceronella mi si buona e bella, Ciceronella mi si buona e bella, Ciceronella, Ciceronella da una gallina faceva l'opera sera mattina, la faceva magna faranelle che la gallina di Ciceronella mi si buona e bella, Ciceronella mi si buona e bella. Facendo un bello cappuccio, non teneva né ossa né pelle, che lui ciuccio di Ciceronella. Ciceronella mi si buona e bella, Ciceronella mi si buona e bella. Ciceronella teneva una volta, metteva la notte, scivera sotto, non teneva tumbati e cannelle, che la volta di Ciceronella. Ciceronella mi si buona e bella, Ciceronella mi si buona e bella. Ciceronella, Ciceronella, Ciceronella teneva un giardino, Ciceronella teneva un giardino, la racquava con l'acqua luvina, la racquava senza lancelle, che il giardino di Ciceronella. Ciceronella mi si buona e bella, Ciceronella mi si buona e bella.
Allora, il prossimo brano ci catapulta nel 1200. Nel 1200 abbiamo gli Svei e si suppone che questo brano sia stato dedicato a Caterina di Svevia, perché come dicono delle male lingue era una persona un pochettino di facili costumi. Però, analizzando bene il testo, si vede invece che questa forse è la prima canzone di musica popolare dove fa vedere che la donna non gli viene imposto l'uomo da sposare, ma se lo sceglie lei, andando contro tutto quello che erano i requisiti che dicevano all'epoca le famiglie. Caterina che era la più bella, la mamma la voleva maritare, la mamma la voleva maritare. E figlia è sposa da Montemarco, padronerà, Cassella 34, padronerà, Cassella 34. Mamma voglia a mondo Cesaro prima amore, padronerà, Cassella Rennaroia, padronerà, Cassella Rennaroia. Caterina per fa contenta ma a casa seconda marca ci sanna. E quando marca ti fatto da Santa Rita, me fa cucca, mo va una notte zita, me fa cucca, mo va una notte zita. E quando marca che si vanno cornuta, no va là, che vai e fa dormuta, no va là, che vai e fa dormuta. Caterina fuiette dalla sta, a meglio mo la casa da maccai. Quando Marta e quando Cesare ma si porta, caso foiuta, ramanera alla morte, caso foiuta, ramanera alla morte. Non mi volesse quando si pazzita, mo non ti voglio, che già pieno marito, mo non ti voglio, che già pieno marito. E quando marca araba ma si porta, se non soffria tu marai la morte, se non soffria tu marai la morte. E quando Cesare s'annenna sta novena, spavaranzai, porta e panastella, spavaranzai, porta e panastella. Quando fu dalla mattina e quando Cesare araba passi in porta, caccia persa, una mula che stanotte, caccia persa, una mula che stanotte. Tu non ne persa né mule né muletta, tu hai persa a Caterina, che tengono in dolietta, hai persa a Caterina, che tengono in dolietta. E quando marca e suona da sto corna, va a suonare, per tutto si contorna, va a lasciare, ti dorme fino ai giorni, va a lasciare, ti dorme fino ai giorni. Caterina, che era la più bella, a mamma la voleva maritare.
ovviamente non ci potevamo far mancare Alfonso d'Aragona, 1445. Che cosa fa? Persona eccezionale, porta la lingua napoletana negli uffici pubblici. A questo punto a Napoli e dintorni la maggior parte dei poeti, dei cantori e tutto si sbizzardirono a scrivere ancora di più dei testi. Nacquero anche delle leggende, tipo quella che andiamo a cantare ora con Munachino, che era la leggenda, non so se Quartecchito, quella era un Munaciella, no? E quindi racconta, poi c'erano varie dicerie. Qui abbiamo la diceria di un monacello bravo che aiuta questa ragazzina a diventare signorina, quindi gli porta i doni, gli porta i vestiti, le scarpe e tutto. Anzi, qui sentirete il termine la chianella, in napoletano significa la scarpina. Dico bene? Pure qua, ok. Allora, in qualche parte del casertano non la sanno, perciò io purtroppo non arrivo ad aver tutto. Allora, quindi si racconta questa storia, alla fine quando la ragazza dice ora che ho tutto mi serve il fidanzato, mi serve il moroso, e il monacello si fa moroso. Figlia mia perché io non posso accompagnare e rimagata manca a me ma manco per succiol che l'uomo una casa netta per succiolla la pace che l'uomo una casa netta per succiolla la pace e figlia io c'ho ballo mamma non posso uscire figlia mia perché io non posso accompagnare rimagata manca a me ma mancano le case il l'uomo una casa netta e le casette la pace il l'uomo una casa netta e le casette la pace e figlia io c'ho male mamma non posso uscire figlia perché io non posso accompagnare rimagata manca a me ma mancano le canelle che l'uomo una casa netta e le canelle la pace che l'uomo una casa netta e le canelle la pace e figlia io c'ho male mamma non posso uscire figlia perché io non posso accompagnare rimagata la casa manca a me ma manco sottani il l'uomo una casa netto sottani la pace il l'uomo una casa netto sottani la pace e figlia io c'ho male mamma non posso uscire figlia perché io non posso accompagnare rimagata la casa manca a me ma manco l'ho innamorato il l'uomo una casa netta innamorata sa pace il l'uomo una casa netta innamorata sa pace e amo tutta briata vista figlia innamorata e amo tutta briata vista figlio con innamorata siamo saltati nella prima metà del 1500. Abbiamo i d'Asburgo, a cui, trovandosi in quel di Puglia, ascoltano la famosa Tarantella del Gargano. Gli piace molto questa canzone, però a Napoli avevano difficoltà a pronunciare la lingua che si parlava in Puglia. E allora qualche bravo autore dell'epoca, che non sappiamo chi sia, provò a scrivere un testo su questa musica e inventarono un suricillo. Tra le varie ricerche fatte ce n'è una che addirittura porta
Suricillo è una canzone che parla, ecco, di un giovane che non riesce a trovare la compagna, quindi rimaniamo sullo stesso filone, diciamo, ideologico, no? Dell'uomo che cerca la donna che cerca l'uomo, cosa naturalissima. E allora questo ragazzino non la riesce, che cosa pensa di fare? Va a Monte Partenio, quello che oggi chiamiamo Monte Vergine, e va a pregare la divinità Cibele, che guarda caso è la divinità che preghiamo noi, tamburrai, noi che facciamo musica popolare, perché è un'antica divinità greca che guarda caso mantiene una tamburra sulla sua mano. Stracciare la pudeara alla gonnella, stracciare la pudeara alla gonnella, alla gonnella. E perché sotto a Natana paccerilla, per me ne giusta arrivo, per me ne giusta arrivo. Per me giusta una mogliarella, una mogliarella. Vorria davana no sorella, per mettere a paura, per mettere a paura, per mettere a paura alla zianella. Alla Gianella e me ne vado a Monte Partenio a pregare l'aria c'è bene, poi io la namo era già tua, poi io la e rimemo mangia giura. Potenza dello sole dalla terra, aiutami a trovare una bella potenza dello sole. Chiama tutti i corribanti e mi dammi la pria, vedi la e per me mangia azzurra. (1600), cavolo, come stanno passando gli anni, ci stanno a fare vecchi. Allora, 1600 troviamo il brano Michele e Ma, che molto probabilmente si dice che sia attribuito a Salvator Rosa, ma non si è sicuri, ma di sicuro ci parla di quella breve esperienza che subì Napoli quando vennero a conquistarci, quando tentarono di conquistarci gli arabi. È nato mezzo mare, Michele e Ma, Michele e Ma. È nato mezzo mare, Michele e Ma, Michele e Ma. Fai una scarola, fai una scarola, fai una scarola. Li turca se ci vanno, Michele e Ma, Michele e Ma. Li turca se ci vanno, Michele e Ma, Michele e Ma. A rabusare, a rabusare, a rabusare, a rabusare. Che bella cimma e chi, Michele e Ma, Michele e Ma. Che bella cimma e chi, Michele e Ma, Michele e Ma. Quello stropone
strupona, pollo strupona, pollo strupona. Viada che a vince Michele Ma, Michele Ma, viada che a vince Michele Ma, Michele Ma, a sa figliola, a sa figliola, a sa figliola. Sa figlia che è una figlia, Michele Ma, Michele Ma, sa figlia che è una figlia, Michele Ma, Michele Ma, oi da nutara, oi da nutara, oi da nutara. Che bietto portano Michele Ma, Michele Ma, che bietto portano Michele Ma, Michele Ma, Sellariana, Sellariana, Sellariana. Può pugnare alla manda Michele Ma, Michele Ma, può pugnare alla manda Michele Ma, Michele Ma, adduia, 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 adduia. Michele Ma, Michele Ma, Michele Ma, Michele Ma. Tra la fine del 1600 e gli inizi del 1700 incomincia la liturgia nella lingua napoletana. Abbiamo il grandissimo Sant'Alfonso Maria de' Liguori che ha lasciato sia delle messe cantate bellissime in lingua napoletana, ma che poi è quello che ha scritto Tu scendi dalle stelle, no? Che prima di essere Tu scendi dalle stelle era Quando nascette Nina. E quindi troviamo però di anonimo una canzone bellissima che si chiama Regina dell'Uccello. Questo ci deve far riflettere, no? Come è importante per l'essere umano rivolgersi a un essere superiore, chi esso sia. Tant'è vero che in versione, all'epoca si facevano le messe in latino, no? Figuratevi la gente che ha capito, o prego di girare le spalle, chi le parlava in latino e chi io no, come ciuccio, no? Ci fu questo grandissimo santo che disse io devo fare la liturgia nella lingua che capisce il popolo. Quindi troviamo una serie di canzoni liturgiche e devozionali in lingua napoletana. Regina dell'Uccello. Oi Maronna, oi Maronna, oi Maronna, oi Maronna. Regina dell'Uccello, divina maestà, che sarà segata cerca, fammela per carità. Regina dell'Uccello, divina maestà, che sarà segata cerca, fammela per carità. Oi mamma delle grazie, l'abbraccio porterai, a te legava grazie, oh Maria mangerà. Grazie, Dio Maria, come tu feci lo padre te, che tu feci madre di te, mangerà, Dio Maria. Sceso l'angelo dall'uccello che te venne a supplicare per la donna carece vista la santima vita. Sceso l'angelo dall'uccello e te venne a pregare, noi cantammo in decima e pregammo nel mare. Oi mamma delle grazie, l'abbraccio con grazie, a te legava grazie, oh Maria mangerà. Grazie, Dio Maria, come tu feci lo padre te, che tu feci madre di te, mangerà, Dio Maria. Grazie. Siamo giunti alla fine del 700, 1799 precisamente. C'è un canto bellissimo che cantavano tutti i devoti del credo nostro cattolico cristiano, ma soprattutto i devoti del re Borbone, perché riuscirono a conquistare di nuovo il regno di Napoli
scacciando i francesi che ci avevano usurpato, offeso e trattati malissimo in ogni forma. Viva la popolace, allo suono dei tamburi e sorriso dei motori, allo suono dei campani dei maleri popolari, allo suono dei violi morti alle giacobbe. Suona, suona, suona Carmagno, suona li consigli, vorrei la famiglia. Suona, suona, suona Carmagno, suona li consigli, vorrei con la famiglia. A Sant'Era manando forte, l'hanno fatto con Marico, che si corrono spropognati, l'hanno misa, mi siamo mai stati da traduta, che sul stomaco che ha avuto, e signore cavaliere che ti volevano prigionieri. Suona, suona, suona Carmagnola, suona dei consigli, vorrei con la famiglia. Suona, suona, suona Carmagnola, suona dei consigli, vorrei con la famiglia. E alla Piracia di giugno, Sant'Antonio glorioso, sì signora si berfano e facendo mazzicare, sono venute le fragili, a ditta San Gianni, libertà, egalità, tu arroba a me, arroba a te. Suona, suona, suona Carmagnola, suona dei consigli, vorrei con la famiglia. Suona, suona, suona Carmagnola, suona dei consigli, vorrei con la famiglia. E tre neri che vanno non fa gravare, è fornuta l'uguaglianza, è fornuta la libertà, con i soldi dure pazzi e vogliamoci a comprare. Suona, suona, suona Carmagnola, suona di consigli, vorrei con la famiglia. Suona, suona, suona Carmagnola, suona di consigli, vorrei con la famiglia. Grazie. Verso metà del 1800, mentre si cerca di fare un libro di sonetti, si trova un sonetto bellissimo che poi diventa una canzone in lingua siciliana che io adoro, forse è una delle mie preferite, Malarazza. È un pezzo particolare perché mi ha sconvolto, cioè, dice ma che succede? Cioè, il pezzo di cosa parla? Di un contadino che si inginocchia, vede un crocifisso e parla direttamente con Gesù Cristo e dice ammazza sta mala razza di gente che ci maltratta, che ci schiavizza e aiutaci. La cosa, vabbè, fino a qua è tutto normale, è uno che si lamenta. La cosa bella è che quello lo risponde e non dice porgi l'altra guancia, ma gli dice piglia una mazza e fai valere i tuoi diritti. Sta canzone viene censurata perché ovviamente dice stiamo pazzando, questo ci fa puttare, rivolta. Negli anni 70 ci furono due persone straordinarie, una fu Dario Fo che la portò in teatro, la rispolverò, l'altro fu Domenico Modugno, straordinario. Da allora in poi la canzone incomincia a essere inserita nelle radio, va in tv, gli tolgono la censura. Oggi so che sto qua ve la canto. Un servo tempo fa in una piazza priava Cristo un croce e la ricia, Cristo lui padrone mastra pazza,
mi tratta come un cane per via, sì, per via. Si piglia tutto con la sua manazza, manco la vita mia riceve mia, distruggi la Gesù sta mala razza, distruggi la Gesù fallo per mia, se fallo per mia, tu ti lamenti ma che ti lamenti, vedi la ruba, sono tira fuori i denti, tu ti lamenti ma che ti lamenti, vedi la ruba, sono tira fuori i denti, tu ti lamenti ma che ti lamenti, vedi la ruba, sono tira fuori i denti, tu ti lamenti ma che ti lamenti, vedi la ruba, sono tira fuori i denti. E Cristo gli ha risponderà alla croce, forse se sono spezzate le tue braccia, chi vuole la giustizia si la faccia, nessuno mai più la farà pettina, se tu si ova e non si testa pazza, ascolta bene sta sentenza mia, che io chiumato un croce non starria, se avessi fatto ciò che dico a Dio, che io chiumato un croce non starria, tu ti lamenti ma che ti lamenti, via lo pastore e tira fuori i denti, tu ti lamenti ma che ti lamenti, via lo pastore e tira fuori i denti, tu ti lamenti ma che ti lamenti, via lo pastore e tira fuori i denti, tu ti lamenti ma che ti lamenti, via lo pastore e tira fuori i denti. Pegalo non c'è, sta mala razza, difendi la tua vita con la mazza, tu ti lamenti ma che ti lamenti, vedi lo pazzone e tira fuori i denti, tu ti lamenti ma che ti lamenti, vedi lo pazzone tira fuori i denti. Ragazzi, piano piano non lo fate. Allora, ci stiamo avvicinando ai giorni nostri, mamma mia. Incominciano a cambiare le tematiche delle canzoni. 1932, Raffaele Viviani, si chiama come me, Raffaele Viviani ci regala la bellissima Rumba dei Scugnizi, e qua già fa vedere come siamo in decadenza, tant'è che i vaglioni diventano Scugnizi. Quando fanno due carezze, sotto fai passare per rizzo, stretto mano base e frizz, ora l'oggi mo capisco, perché c'è che non ho dopo, sei pappi se tu lo fingi, è rimasto solo oh più di te, belli a me, caro la rizza mazzanata, con due scozzati furne campane, lo giardino sotto sé, che se rompere scornizza, è saltato casa balla tutto pezzo, guardi la figura, come da mammizza a pizzo, non esci una schizza fino a quando non scapezzi che sa rompere scornizza, oh parole, roba
vede e mandore che ne fu un dos consati e forne campagna lo giardino tutto sì puro che se non me ne scognezza casa balla tutto pizza trova la mammizza mizza che ti fanno due carezze fino a quando non scavizzi che sa non me ne scognezza. Vabbè, questa non ve la presento, è tristissima, però ho bisogno di voi, dobbiamo fare una lezione di matematica. Allora, se io dico 1, 2, 3, 4, dopo che viene? 5, 6, 7, 8. Che cosa stiamo facendo? Tamburriata nera. Però voglio in nero veramente, perché qua è a Mario e Nicolardi, che tra parentesi erano confuceri, la scrissero perché lavorando in ospedale si accorsero che troppe donne, non è il fatto che partorivano bambini di colore, si accorsero che troppe donne andavano a denunciare che venivano stuprati dai nostri alleati, che a Napoli, dopo che ci eravamo difesi noi dai tedeschi con le 4 giornate di Napoli e quindi non ci servivano, vennero e fecero i loro porci comodi con le nostre donne, ricordiamo. È nato un amore, è nata accendo chiama c'era se il Signore chiamaci. Lezione di matematica. E 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 poi Carme e Fu stanno arrivando poi Marro un ramo di fuori pozza passare niente nata fa bella io capisco il voce è nato un creatura, è nato nera, feccio chiamaci il Signore sì, le volte sì, volte giro sì cato chiamaci il ciondone, cato chiama per poggi chi lo ride nera comandi nera comandi soccorre nel mare che sa fare se cose non sono rare se ne viene a picchiare a roba si comprare grande cresce riesce o non riesce tanto grande per la mamma il pura bene quattro anni che sta ti ha voglio tu buono dire che lo dite non manche hai tu parolana e me parla perché si è ragionato da dibattiti di spasare la cosa bassa sola da guardate a fermare rimasto da poco se la prossima se la guardate se quando anno che state che ha cogliuto un buono dire chi lo fate dire come che e signorine caprichi fanno ancora che marrucchini e marrucchini volte ne panze e signorine che panza annanzi American Express rampe soldi che paga e press casino ve la polizia la polizia e mette in mano a Roma sigaretta papà, caramella mamma, biscotto bambina e cingato al raggio a ieri sera a cazzare andava era vagante, chi non era poco da bandevo da sevo gambosa, ma all'emra piston down, visto che passi mamma, all'emra piston down, sigaretta mamma, caramella mamma, biscotto bambina e cingato
Grazie. Ci ha coinvolti tantissimo. Allora io, mentre il maestro si riposa, volevo farvi sapere che il maestro Lello Traisci, oltre ad essere musicista, scrittore, compositore, è anche autore di 3 testi molto belli. Allora, il primo si chiama Il canto del fiume della mia amata terra di lavoro. Questa è una ricerca antropologica proprio sui suoni e i ritmi della terra di lavoro. Poi c'è un altro testo che è Suoni e ritmi della terra ed è una ricerca antropologica su 40 strumenti musicali a corda e a fiato e praticamente lui cerca di estrapolare dalla descrizione di questi strumenti tutta la storia di questi strumenti, come sono nati dalle origini sino ai nostri giorni, come si sono poi evoluti. E poi c'è un terzo libro che è Quando le note incontrano la storia, sia internazionale che locale. Quindi questo è uno studio su canzoni come per esempio Blowing in the Wind di Bob Dylan del 1962 oppure Don't Cry for Me Argentina, una canzone che appunto è il pezzo clou del musical dedicato ad Evita Peron, e poi la canzone generale di Francesco De Gregori. Quindi vedete, lui fa una serie di raffronti e studia proprio le origini di questi suoni, perché questi autori si sono ispirati e cosa hanno tratto da queste note, da queste canzoni. Mentre sempre il maestro professore, sapete che lui è anche docente di lingua italiana e quindi insomma poliedrico, eclettico, maestro. Per gli... Esatto. Quello ci tengo, non per i nostri, gli italiani nostri lo sanno, io lo insegno agli immigrati che vengono qui a chiederci una mano per aiutarli, ovviamente quelli che meritano di starci. Benissimo, bene. E volevo anche dire che poi successivamente, in questa seconda parte, quando il maestro Traisci ci farà ascoltare tutte le canzoni da lui composte, ci sarà appunto una sorpresa e poi il nostro meraviglioso coro, Coralia, tutti i musici del coro guidati dal maestro Priori, e quindi ci tenevamo anche a fare un applauso a Coralia, che è sempre presente nelle manifestazioni più importanti dell'amministrazione comunale. Io vi lascio, il maestro va bene adesso? Perfetto, Grazie. Vi lascio alla seconda parte, buon ascolto. Allora, io tra una cosa e l'altra, quando vengo qua a Formia a trovare il mio carissimo amico Mario, che adesso non lo vedo dove sei nascosto, eccolo là. Sì, allora, a questo punto, difatti, io chiamerei Mario Bianchini e l'assessore Bonelli a consegnare degli attestati che so che devono dare, quindi accomodate. Allora diamo la parola al coordinatore di questo meraviglioso evento, che è Mario Bianchini, e all'assessore Luigi Bonelli per la consegna di questi attestati. Sono momenti di sensibilità emotiva per tutti, perché si va a fare un riconoscimento meritorio di quelle che sono le essenze della storia, cioè non ci sono trasformismi, non ci sono negatività, c'è la storia in se stessa con tutta la sua gioia briosa, condizione che condiziona il tempo e che il tempo non lascia mai niente dietro, sono sempre tracce indelebili di un qualche cosa che rimane. Ed ecco, abbiamo pensato, organizzato che tutto quello che si fa in esterno, comunque ci devono essere dei riconoscimenti, perché sono riconoscimenti pubblici e che danno, diciamo così, vivacità alla gioia di chi partecipa, il pubblico, diciamo, il pubblico popolare, perché noi siamo di una proiezione popolare che non potremo mai cambiare. Pertanto lascio la parola all'assessore Luigi Bonelli alla cultura del Comune di Formia
poi daremo queste, diciamo così, merito. Allora, intanto io veramente ringrazio il maestro per la grande emozione che ci ha trasmesso con i suoi brani, ci ha fatto fare tutto un excursus storico dal 200 fino al 1930. È bello sentire questi brani e poi sentire il racconto che c'è, la storia che c'è dietro. C'è la nostra storia, come dicevo prima, no? Ed è bello che ci siano questi momenti nei quali è possibile trasmettere a chi vuole ascoltare questa storia. Mario ha, come dire, coordinato questo evento e, come sempre nelle occasioni in cui ci c'è, ha un pensiero particolare per personaggi, persone di associazioni e anche cittadini che si prodigano per il sociale, per la cultura. Veramente ammirevole da questo punto di vista, Mario, non ti dimentichi di nessuno. Allora questa sera cominciamo a consegnare qualche Infatti mi sono dimenticato la mia sedia, sto in piedi. Beh, siamo felici perché comunque le abbiamo occupate tutte quelle che c'erano. Questo è per lo cresci. Sì. Allora, c'è tutto dentro qui, c'è allarghi tutto. Maestro, allora questo è per lei. Proprio un po'. Grazie. Giriamolo verso le telecamere così lo Renato Marchese, nostro artista, poliedrico, multitasking, come ti dobbiamo definire? Di tutto e di più. Formiano, doc, oserei aggiungere doc. Allora, questa è la copertina del CD che io ho voluto fare. Dietro, se vedete, ci sono 2 articoli della Costituzione nostra che recitano che la cultura deve essere diffusa in maniera equa a tutti, perciò io ho preso la decisione come artista di autoprodurmi e di regalare, perché non è giusto che oggi un CD costa meno 20 euro. Chi ama la musica deve essere padrone, vabbè che oggi c'è Spotify, oggi ci sta, però chi vuole avere un CD è anche giusto che lo abbia a modico prezzo. Allora io me li autoproduco e di solito quando vado a suonare ne porto sempre un centinaio da regalare a chi mi fa la cortesia di venirmi ad ascoltare. La copertina quest'anno del mio CD l'ha fatta Marchese e devo dire la verità che ha fatto una cosa veramente bella. Molto bella. Maestro Lagni ci fa l'onore di rappresentare gli strumenti della tradizione. Gli strumenti tipici della tradizione musicale. Questa è una mandola. Questi purtroppo devo dire che indegnamente questi verranno quasi ne aprono uno qua. C'è un riconoscimento che è rituale, nella normalità, ma comunque lo consideriamo una persona che è veramente una istituzione che è vicina a quelle che sono le tematiche della cultura, dell'assistenza, diciamo così, educativa e di quant'altro che possa di competenza nelle sue mansioni fare, ed è presente in tutte le manifestazioni, è una presenzialista, non c'è neanche il tempo di pettinarsi certe sere, e però diciamo così diamo un attestato di riconoscimento all'assessore signora professoressa Luigia Bonelli. Ha messo anche la foto perché lui ci tiene a fare gli attestati completi, e poi volevamo anche appunto ringraziare l'assessore perché oltre a essere sempre presente appartiene al mondo della scuola ed è quindi molto vicino alla formazione degli studenti e quindi a questo raccordo tra società civile e mondo della scuola. Quindi, grazie veramente.
Noi la ringraziamo veramente di cuore perché la presenza è stata sempre assidua nel tempo. Poi c'è un'altra persona che dovete ringraziare. Ecco, questa persona, sentite bene, è interessante perché è una forza della natura, no? Ecco, sorride. Lei ha avuto, diciamo così, da 2 giorni, lo posso dire, la perdita del papà. Per cui ieri hanno fatto i regali, pensavo, ma aveva in programma questo evento. Infatti dicevo vicino al maestro Lello, ma io sono sicuro che Isabella sta con noi perché c'ha la forza di chi è partito in cielo, il papà, c'ha la sua gioiosa, diciamo così, caratteristica del sorriso. Ecco, so che vi siete amati molto, ma molto, molto, molto. Pertanto sono felice proprio perché è qui con coraggio e ha dimostrato con questo coraggio che con la volontà si fa tutto. Grazie. Lei è proprio un percorso che lei vive nelle sue quotidianità esperienziali, ma sono momenti di tristi, di felicità. È stata per il suo percorso, il suo vissuto, una donna molto forte. E io direi di fare veramente un applauso di cuore. Grazie. Veramente perché ha dimostrato. Io sono contentissima di essere qui stasera perché mio papà, nella sua vita diciamo, quotidiana, lui in passato è stato un manager dell'Alitalia, una persona che ha viaggiato tantissimo, conosceva il mondo e ci ha dato la possibilità di viaggiare insieme a lui, quindi abbiamo scoperto tante realtà diverse dalla nostra e forse è per questo che ci ha aperto il cervello, ci ha aperto il cuore, abbiamo imparato a stare a contatto con tante realtà diverse dalla nostra e a non giudicare mai nessuno, possibilmente non giudicare mai nessuno, anche se effettivamente a volte è difficile. La seconda cosa è che mio padre amava moltissimo muoversi in ambito sociale, ma amava anche tanto la musica, perché papà suonava l'armonica e suonava la chitarra. E nell'università della terza età lui spesso, quando c'erano questi spettacoli, si esibiva insieme al suo migliore amico e quindi suonavano sia la chitarra che l'armonica e realizzavano questi, come dire, reinterpretavano questi brani della musica classica, diciamo italiana ma anche internazionale. Quindi per me essere qui con il maestro Traisci, che è una persona che compie delle ricerche antropologiche molto approfondite, è veramente un piacere. Sono certa che mio padre è contento questa sera che io sia qui perché sto facendo qualcosa che avrebbe fatto anche lui. Quindi grazie a tutti. Adesso abbiamo finito, perché poi la serata continua in un modo molto più dinamico, proprio arioso, addirittura ci si può anche mettere qui e ballare, così possiamo essere più allegri ancora, diciamo. Allora c'è un gruppo che a Formia ci popola, ha spopolato, ma non solo a Formia, nei territori, diciamo così, così vicini ma molto lontani anche, e si fa onore perché sono stati sempre un gruppo di volontari, un gruppo coeso, unito, non c'è una virgola, li vedi lì presenti in ogni manifestazione di solidarietà, di sensibilità, senza chiedere nulla e senza dando la loro passione, il loro amore per l'arte e per, diciamo così, il coro che è il coro Coralia. Prego la Presidente, signora, per quanto riguarda il coro, ho scritto qualcosa, le melodie che giungono nel cuore e nell'anima, di bei significati, di canti, di storia e di tradizione, seguono il tempo che mai finisce, oblio subliminale del coro polifonico Coralia, città di Formia. Sì, sì. Ecco a lei. Possiamo dire a Formia che da un po' di tempo è il coro della città di Formia che ci rappresenta. Ovviamente condivido questo attestato col mio maestro e con tutti i miei amici del coro. Grazie.
Io veramente a nome dell'amministrazione vi ringrazio perché cercate sempre di essere presenti nelle manifestazioni e anche portate il nome della città anche fuori Formia e questo è molto bello, grazie. Allora, noi abbiamo finito e alla seconda, come si dice, tornata ci sarà tutto. Cerchiamo pure di ballare così, stiamo più a lungo. Grazie. Allora, stavo dicendo prima, tra una cosa e l'altra, tra un lavoro e l'altro, e tra tante cose che si fanno nella vita, mi diverto a scrivere anche canzoni. Spesso vengo a trovare gli amici di Formia, perché chi mi conosce bene sa che adoro questa città, vengo sempre, vabbè questo ve l'ho detto sempre, non voglio ripetere. Però quando vengo a trovare a Mario, ma Mario, cioè voglio dire, noi napoletani teniamo il Vesuvio a Napoli, voi tenete a Mario, cioè che è un vulcano di idee, un vulcano di qualche cosa. Dovete sapere che noi è da un bel po' di tempo che ci scambiamo delle telefonate notturne, perché evidentemente non dormiamo, e quindi dobbiamo fare questo, dobbiamo fare, ma tu poi vieni, ma poi... e quindi, allora... Per questo sodalizio con la città, io dissi, ma cavolo, io voglio immortalare questa, cioè un domani voglio che quando si parla di Lello, a Formia, oltre a dire si è venuto spesso, mi piacerebbe che dice sì, ma Lello è venuto, è passato, però ha lasciato anche qualcosa. E la cosa più bella che uno può lasciare, uno come me, è una canzone dedicata a Formia. Allora che mi dovevo inventare un qualcosa, no? Una canzone come nasce? È un qualcosa, una storia che tu, soprattutto quando è musica popolare, le canzoni avete visto che la musica popolare raccontano storie, sono fatti, poi a volte veri, a volte ricamati. Io mi sono sognato delle giovincelle che ballavano proprio per esorcizzare questo periodo bruttissimo che stiamo vivendo, perché se ce ne siamo accorti siamo sull'orlo della terza guerra mondiale, vabbè, non lo vogliamo uscire, però ci siamo quasi, che con i signori che stanno là, cioè siamo circondati da 4 pazzi, quindi prima o poi ce la vediamo. Disse allora io mi immagino queste giovincelle di Formia che ballando nella loro sabbia, nel loro mare bellissimo, che tra parentesi vi dico io vivo in una città di mare, ma invidio il mare vostro, stasera me ne porto un bicchiere, e quindi e ho scritto questa canzone che si chiama A ballamma pa ballà. Io la devo leggere perché la trovate nel CD, è la prima traccia del CD che ho fatto, però me la leggo perché non me la ricordo tanto, gli anni arrivano per tutti quanti. Buon ascolto. E a cantare
sola sola, amare amare il sole, che sta terra dell'amore. E si balla insieme a me, cazzo vai a tornare a te, tutto l'anima salve. Grazie. Questo è il testo che dopo ti regalo, manoscritto, è la prima stesura. Allora, la seconda parte l'ho voluta dedicare alle varie canzoni che io ho scritto per la musica popolare. Ci tengo a dire che ho scritto anche canzoni per artisti famosi, non ve li cito, che comunque che fanno molti più soldi di me artisticamente napoletani con le mie canzoni, però io poi ho alcune di cui mi affeziono, anche perché il genere popolare me lo canto e me lo suono per me e non lo do a nessuno. Quindi questa seconda parte, sono poche quelle che faccio, poi chiuderò con una tammorriata fatta proprio con la mia tammorra e poi dopo ho l'onore di cantare il mio brano che mi rappresenta in ogni dove, tammorriato dopo il turno, insieme al gruppo corale, e io vi sono molto grato per questo. Tra fiume e mare, canzone che avevo scritto per il paese dove io abito, Castelvolturno, però forse non è stata capita, va buono, fa niente. Esistono due versioni, una solo cantata a coro molto lenta, questa è la versione più ballabile. Tra fiume e mare, noi cantiamo un popolare. Tra fiume e mare, noi cantiamo un popolare. Arriva ciumma, cannavallera, una lavannara, casciolina, tra fiume e mare, noi cantiamo un popolare. Io pastoriella rinasce in terra, portava a pascere mi pecorella. Tra fiume e mare, noi cantiamo un popolare. Tra fiume e mare, noi cantiamo un popolare. In questa terra, o Kundalina, sua s'ammanava e faticava. Tra fiume e mare, noi suoniamo un popolare. Tra fiume e mare, noi cantiamo un popolare. Allora, tra le tante figure di lavoro che noi abbiamo avuto a Castelvolturno c'era anche quella dell'acquaiola, che contrariamente non era quella che stava ferma a un posto e vendeva l'acqua, ma la poverina, di solito erano fanciulle carine, andavano nel Volturno, pigliavano con la loro oncia l'acqua e poi si facevano i chilometri nelle campagne per vedere chi lavorava ad agosto sotto al sole si volesse sciacquare, bere, e quindi queste ragazze venivano tutto fin quando non venivano le contadine a lavorare e portavano l'acqua. Così io ebbi modo, perché poi per scrivere il primo libro di antropologia musicale andai a fare una lunga intervista alle persone anziane e trovai l'ultima, a quale io tenevo quasi 99 anni, che mi raccontò tutto quello che faceva, quindi fu una cosa bella, l'ho registrata, poi ci ho dedicato un capitolo nel mio primo libro, e quindi
acquaiole Castilla, ma io penso che le acquaiole c'erano in tutte le parti dove si lavorava e dove c'era qualche fiume vicino. Arriva giù stava una pacchianella, pigliava l'acqua rinda una lancella, cantava a voce fronna con tanto amore, e che è nata storia terra lavoro. E con voce solo quando è stagione, e avranno cane chiane scende a mare. Noi ceniamo a casa a faticare, cantando si canzone del lavoro. E come voce solo quando è stagione, e chi fatica e zappa dopo contare, quando ti vuole la capa sai chi ne solo, corre una pacchianella te di O borghese a Castresa sta una festa, lucernaca dall'urbano Castillo, se viene a ballare tante figliole, contentero raccolte in terra del lavoro. O canta pacchianella si fa sentire, canta una voce fronda vicino a te, e vota tutte le volte che viene là, corre una pacchianella che consola. E a ballata, femmina bella innamorata, casina cantata buona, non trovate nuova io, a ballata, a ballata. Allora, il primo disco che mi fu fatto fare da un'agenzia che si chiamava Napoli Souvenir, La Voce del Popolo, disco che poi è stato venduto in tutti i negozi di Napoli Mania sparsi per il mondo, e fu l'unica volta che poi quando veniva a costare il mio CD dissi mamma mia, e decisi di autoprodurmi e di regalarlo. C'era una canzone che all'epoca andò anche di moda, si chiamava Tammurriata delle tasse. Adesso è fuori luogo perché sembra che non ce ne abbiano aggiunte, non ci possiamo proprio lamentare, anzi devo dire meno male, la categoria mi ha avuto anche la 14ª, devo dire. Quindi noi operatori sociali prima non la pigliavamo, quindi dobbiamo solo starci zitti e ringraziare. Però all'epoca quando la scrissi, ho più di 15 anni questa canzone, ci menarono veramente bene. E tutte le stesse facce che ti fanno una minaccia, che sta vita è una vampina, tutte i giorni ci arrabbi, se sei buono sta schiattando solo tasse noi papà, a fatica non ci sta per e tasse la papà, o di che ti fa saluto prima cuore e poi la voce da staccare, da sallare in modo come mamma fa, da staccare, da sallare non potremmo più campare, da staccare, da sallare in modo come mamma fa, da staccare, da sallare non aveva che mangiare. Fatica per grazie a Dio, ma mi trovo mezzo amico, i campati che sta gente e poi
sfruttito pure a gente. Ma se popolo santazzo lo facemmo cose pazze, che sta storia ci ha burmata, che sta vita va cagnata sta realtà, perché abbiamo faticato, sta staccata, sta all'aria, ma tu con mamma fa, sta staccata, sta all'aria, non abbiamo più che fa, sta staccata, sta all'aria, ma tu con mamma fa, sta staccata, sta all'aria, non sappiamo che mamma fa. A Castel Volturno ci sono due santi e manco a farlo apposta tutti e due stranieri. San Castrese, che gli ho dedicato questa canzone, veniva dall'Egitto, quindi era africano, come tutti quelli che teniamo mo, che stiamo ospitando, e poi abbiamo San Rocco che veniva da Montpellier, era un pochettino più, era francese, e lui venne, si portava il cacciuttiello, così va bene. Io ho dedicato, perché mi sono state commissionate dal mio parroco, dice Lello, ma vuoi fare una canzone popolare così magari la gente c'ha anche una canzone, e ho fatto queste due tammurriate, una a San Rocco, un'altra a San Castrese. Visto che ci stiamo avvicinando, noi facciamo un triduo dove facciamo incontrare sul fiume, sopra delle barche, a San Rocco, a San Castrese e alla Madonna Assunta, e facciamo questa festa e quindi io ho dedicato questa sera, vi faccio sentire quella a San Castrese perché è un poco più veloce, quella a San Rocco me la evito anche perché se sentite se ne sta scendendo la voce, ma poi anche perché poi voglio dare spazio al corale. Quindi tammuriata San Castrese. Vanette raluvare su Santa Bella, vanette soffermare Coppa Castilla. Coppa una marca vecchia tutta scassata, dall'Africa partista, casi sparcata, San Castrese, benedice a suo paese, che a te t'ha fatto santo, oggi cazzo all'emigrante, San Castrese, benedice a suo paese, che a te t'ha fatto santo, oggi spara all'emigrante. Miracolo ne fatta tanta gente, correvano a godere che pazienza. Aiutaci a fascinare la buona, che figlia che si buona da sapona. San Castrese, benedice a suo paese, che a te t'ha fatto santo, oggi cazzo all'emigrante. San Castrese, benedice a suo paese, che a te t'ha fatto santo, oggi cazzo all'emigrante. Allora, due parole per lo strumento più antico e secondo me lo strumento più liturgico musicale che possa esistere. Qualche milione d'anni fa qualche pastore nel fare la transumanza decise di donare al suo Dio di allora un qualche cosa di eccezionale. Prese un animale, gli torse la pelle, lo mise su un cerchio non troppo perfetto, incollò questa pelle con la resina degli alberi e incominciava a battere. E comunicava con l'essere superiore. Però nel frattempo vedeva che durante la transumanza, quando lui
suonava, gli animali sentendo, noi diciamo nella nostra lingua, sentendo l'uosma del loro parente, perché questo era, lo seguivano. Nasce così la tamorra e molto probabilmente nasce la prima forma, che non è quella di oggi, di tammurriata. Questo contadino era un greco che, sbarcando sull'isolotto di Megaride, dove oggi a Napoli sorge il Castel dell'Ovo, e poi dopo andarono al Monte Partenio, dove abbiamo, che oggi si chiama Monte Vergine, dove abbiamo la Madonna. Noi continuiamo le gesta di questo grande pastore che ha fatto questo strumento bellissimo e cantiamo i canti della tradizione. A me mi sono stati insegnati dal più grande maestro in assoluto, ma non lo dico io, lo hanno detto gli altri, Marcello Colasurdo. Un applauso per favore. Una
stato un piacere. Allora, ragazzi, adesso ci siamo. Si realizza un sogno, quello di ascoltare e di cantare insieme a un coro bellissimo, che tra parentesi io seguo, anche se loro non lo sanno, e di cantare con un bellissimo gruppo, bella gente, il Coralia, che dopo poi ci delizieranno con loro canzoni. Tamburiato col torno con te fatte che sto mondo e con tanta revoluzione che hanno storia sta nazione. Raga vorrei dare il bando, c'è guai a tutto quanto e che scusa e l'unità, c'è vai una dignità. Sola sola la corrente. Sola sola la corrente. Che so giorno scorre chiara, ritta e terra traversare e passando po' castello, mora a fare poverieri, ritta e terra lo lavoro, che so giorno madonna, ritta e terra la paura, con lo giorno accenna all'ora. Sola sola la corrente. Sola sola la corrente. Cada morra suona ieri, noi cantiamo e stiamo all'aria, e che volte la serata stanno tanto e schiarati. Quando sono e canto, c'è un guai a tutto quanto, ma se la gente può se incazzo, combiniamo cose pazze. Sola sola la corrente. Sola sola la corrente. Ancora. Sola sola la corrente. Sola sola la corrente. Questo giorno mormori e nessuno sa la crea, e con mille tarantelle si cana a Mazzaniello. Quando sono e canto, c'è guai a tutto quanto, ma se la gente non sa cazzo, combiniamo cose pazze. Suona d'amore, calore e colore, suona per te. Suona Allora, grazie, io adesso faccio spazio a questi bravissimi che veramente meritano. Buon ascolto, io mi vengo a sedere tra voi. Buonasera. No, ancora sì. Ora, tre classici della musica napoletana. Iniziamo con Itevori e Vasà, Palummella e successivamente Maria Maria, un brano che abbiamo studiato da pochissimo e che è la prima esibizione. Buon ascolto. E tu dormendo
fa un saluto a tutti, vi ringraziamo della vostra presenza, siete stati numerosissimi e speriamo di incontrarci in un altro evento della programmazione dell'amministrazione comunale. Grazie a tutti, grazie a Coralia, grazie al maestro Nello Tradisci che sta firmando tutti i CD, un saluto dalla coordinatore. Allora, volevo chiedere se era possibile di darci la mano a portare le sedie lì, questa è una cortesia che vi chiediamo e vi ringrazio per questo successo che voi avete dato come contributo e presenza. Se per cortesia ci date una mano alla sedia, va bene. E poi voglio ringraziare Gianni Spirito e Fabio Gigli che non mancano mai e sono sempre vicino a noi, veramente grazie perché le vostre cose impreziosiscono sempre le nostre serate. Grazie. Sono i diamanti Grazie ancora a tutti, grazie Assessore Luigi Bonelli, grazie all'amministrazione comunale, assessorato alla cultura.